Buone notizie per i cittadini grazie al nuovo bando approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore Bottacin, con cui si promuovono importanti incentivi per chi vorrà rottamare la propria vecchia auto e sostituirla con un veicolo a basso impatto ambientale. È una delle misure che si inserisce nella lotta allo smog e quest'anno investiamo 5 milioni di euro sulla rottamazione delle vecchie auto. Quando dico vecchie intendo fino a Euro 5 diesel e Euro 4 benzina, e ci sono dei contributi che vanno fino a 8.000 euro per chi acquista un'auto elettrica. Gli incentivi, che arrivano fino a 8.000 euro per veicolo, saranno differenti in funzione delle effettive emissioni di anidride carbonica e ossidi di azoto del nuovo mezzo, stabiliti in base a specifici protocolli, e si potranno ottenere rottamando autovetture adibite al trasporto persone. Si dà la priorità a chi ha i redditi più bassi e il tempo per fare le domande sarà entro il 15 giugno, quindi dai prossimi giorni, quando ci sarà la pubblicazione del bando, fino al 15 giugno ci sarà la possibilità di accedere a questi finanziamenti della Regione per la rottamazione della vecchia auto. Tra i criteri è stato previsto anche un incremento di punteggio per le istanze presentate da residenti nei comuni dove sono state approvate ordinanze conformi alle disposizioni dell'accordo di programma del bacino padano, così da premiare in quota parte anche il lavoro delle amministrazioni locali.